e se entrai in casa da me basso, dopo che se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo ho trovato mio figlio che è mio nipote che che ha combattuto. Sono stati i nonni i primi a trovarsi faccia a faccia con i tre rapinatori che una volta dentro al piano terra gli hanno fatto cenno col dito di stare zitti. Forse erano proprio loro l'obiettivo dei rapinatori, che poi invece sono stati sorpresi dagli altri familiari. Già era violento, già era sì, perché non era persone normali. Già era e hai detto stai zitti e basta, qua pistola puntata. Poi i colpi di pistola. Non uno solo, e ne è ancora colpi di pistola. E già era tre. La nonna di Alberto credeva addirittura si trattasse di uno scherzo in maschera. Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stata qui roba del carnevale, sa che già incappucciai e fortunai di avere che ne cappia. Ma uno scherzo non era. Poche parole, racconta la nonna, a cui hanno dato alcuni colpi in testa, ma che forse hanno rivelato qualche dettaglio. Miei mi pare che cappia parlare l'italiano, però dopo ha parlato parole solo. Gli ha detto sita e che parole che mi pare di aver capito che ha detto Giovanni. In casa non c'era Gianmarco, il fratello minore di Alberto, che è stato subito avvisato. Ero a Jesolo con i miei amici e in quel momento in cui mi hanno chiamato io ho corso con una velocità incredibile a piedi per recuperare la macchina. Sono arrivato con la macchina qui nel nostro giardino, ho visto 2 ambulanze, 3 pattuglie dei carabinieri, sangue su tutte le scale di entrata, e quindi non avevo capito ancora, non avevo percepito cosa fosse successo veramente. Nel momento in cui sono arrivato, ovviamente ti senti anche un po' in colpa per non essere stato presente. Alberto non me l'aspettavo perché lui è come si può dire, un ragazzo molto introverso, molto tranquillo, anzi odia, diciamo, la parte del combattimento. Lui è un professionista dal punto di vista del bodybuilding, si allena tutti i giorni e quindi diciamo che la sorpresa per i delinquenti non è stata delle migliori, ecco. Mio padre allo stesso modo ha reagito con una forza che anche ancora adesso gli dico appunto la bravura e il coraggio che hanno avuto entrambi. Poteva andare peggio, poteva esserci scappare la tragedia. Ora è caccia ai rapinatori che sono fuggiti a piedi nella notte. I carabinieri di Cavallino e San Donà hanno passato al setaccio la zona fino a notte fonda anche con l'elicottero, ma al momento dei tre non c'è traccia.